di Pordenone qui al Gran Premio Garage Venezia, ormai è diventata una classica del ciclismo in notturna. È una classica ed è secondo me uno degli più belli spettacoli sportivi con i ragazzi che corrono, che durante l'estate si possono godere a Pordenone, che è una città che ama la bicicletta e proprio in questi momenti tra l'altro verifica quanta la passione sia ancora accesa, no? Intorno a questo sport in città. È proprio uno spettacolo che merita di essere visto e di far uscire la gente dal caldo degli appartamenti e apprezzare quello che avviene nel centro di Pordenone. Più di 200 iscritti a questa manifestazione che sta crescendo anno dopo anno. È un record, così mi è stato detto, ed è un piacere, quindi vuol dire che anche lo sforzo che l'amministrazione ci pone nell'aiutare questo tipo di manifestazioni paga, ma soprattutto perché invoglia la gente, non solo quelle più vicine a Pordenone, ma anche squadre che vengono abbastanza da lontano a partecipare a questa che è diventata, come è stato detto, una classica a Pordenone, fa sempre piacere. Comunque sono qui, chiaro, è un dovere essere qui come vicepresidente regionale, porto sotto anche un comitato regionale, presidente Battistella, e sicuramente è una notturna che i corridori hanno iniziato o hanno continuato la stagione ciclistica. 243 iscritti è un bel numero soprattutto per il Bottecchia, che è una società che ultimamente era un po' rinata così per quanto riguarda anche il cambio della presidenza e ha avuto sempre buoni auspici e anche buoni risultati nelle gare che ha organizzato. Ecco, è una gara che continua a crescere come partecipanti.